Comincia un altro tour de force per il Santa Venerina, 3 partite in 7 giorni, si parte oggi con la trasferta in casa dell'Atletico Catania che tra le mura amiche ha conquistato la maggior parte dei suoi punti, ottenendo 3 vittorie in 3 partite. In vista dei prossimi impegni, mister Cavaruso allarga le sue rotazioni. Tra i pali c'è Buallegue, in difesa torna dalla squalifica Spampinato che gioca con Calì, Lopez e Zanella. A centrocampo turno di riposo per Fabrizio Scapellato, spazio a Vittorio. Daniele Scapellato è il regista, Pisasale all'altra mezzala. Davanti torna a titolare Crisiglione a destra che completa il reparto con Sinatra e Carbonaro. Primo quarto d'ora di studio, poi inizia a carburare la squadra di Calvaruso. Ardita perde palla, lo attacca Vittorio, poi Pisasale. Il pallone finisce a Crisiglione, Crisiglione attacca centralmente, prova a passare in mezzo, allarga per Sinatra di prima intenzione, strepitosa risposta di Pandolfo. Spampinato avanza a testa alta, poi allarga verso Sinatra. Sinatra, uno sguardo in mezzo, il traversone verso Carbonaro che si avvita di testa, deviazione e palla in corner. 36esimo, ancora Spampinato, va in profondità. Torre di Crisiglione, tacco di Carbonaro per Sinatra, Sinatra scodella di nuovo per Crisiglione, esce Pandolfo che tocca la sfera, arriva Carbonaro che centra in pieno Crisiglione. Nel finale del primo tempo si fa vedere anche l'Atletico, rimessa lunga di Ardita all'interno dell'area per Montanaro, spalle alla porta, il destro, strepitoso riflesso di Buallegue, un riflesso che merita di essere rivisto. Angolo per gli ospiti, lo batte Pisasale, corto verso Sinatra, il cross al centro, respinge Pandolfo, poi Calì in torsione, alta sopra la traversa. Subito doppio cambio per mister Calvaruso dell'inizio ripresa, dentro Fabrizio Scapellato e De Leonardis, fuori Crisiglione e Pisasale. Zanella avanza a sinistra, poi la lascia a Fabrizio Scapellato. Scapellato lungolinea per De Leonardis, combinano i due neoentrati, De Leonardis, la sterzata verso il centro, De Leonardis alla conclusione, fuori Bersaglio. Minuto 59, Daniele Scapellato batte rapidamente un piazzato, sul secondo palo esce male Pandolfo, sponda di Carbonaro, dentro per De Leonardis, che sblocca il punteggio. Francesco De Leonardis, terzo gol stagionale, la mossa dalla panchina paga subito dividendi, 1-0 per il Santa Venerina. L'Atletico si getta alla caccia del pari, Orofino scambia con Neri, palla centrale per Ardita, contrasto con Calì, può ripartire il contropiede del Santa Venerina, De Leonardis mette in movimento Sinatra, la posizione è giudicata regolare, Sinatra spinge fino al limite dell'area, cross basso per Carbonaro, anticipato dalla scivolata di Cannone che infila la sua porta nel giro di 4 minuti e 2-0 per il Santa Venerina. Padroni di casa che accusano notevolmente il terribile 1-2 subito, qui Neri sbaglia, concede a De Leonardis un altro contropiede, Carbonaro dentro per Sinatra, Sinatra il controllo, esce Pandolfo e si salva la difesa. Continuano a spingere il rosso giallo-blu, punizione dal limite affidata a Sinatra. Parte Sinatra, morbido, sopra la barriera, non può nulla Pandolfo. Il tocco di un artista, salvo Sinatra. Nono gol in campionato per lui. C'è ormai solo una squadra in campo, corner di Sinatra. Basso per Fabrizio Scapellato, la conclusione, respinge Pandolfo e poi sotto porta arriva il tapin di Francesco Lopez, secondo gol consecutivo dopo quella al Bronte per il numero 2. Un altro doppio cambio per mister Calvaruso, fuori Zanella, dentro Simone Grasso. E si rivede in campo anche Pietro Basile, entra al posto di Daniele Scapellato. Cannone cerca il cambio di gioco per Ardita, capisce tutto Grasso di testa che fa ripartire il contropiede di Sinatra. Sinatra vede il movimento di Carbonaro e lo serve, Carbonaro in aria, Carbonaro il sinistro, respinge in uscita Pandolfo. Un altro cambio per gli ospiti, fuori Daniele Vittorio, dentro Angelo Trovato. Ultime battute del match, Basile sventaglia a sinistra per De Leonardis che la mette giù col petto. De Leonardis all'1 contro 1. La sterzata, il cross sul secondo palo per Carbonaro, lo stop di petto, Carbonaro col sinistro, mancava solo la sua firma, Nino Carbonaro, nono gol in campionato anche per lui, raggiunge Sinatra. Un super secondo tempo permette al Santa Venerina di sbancare il buon aiuto somma. Il pocherissimo rifilato all'Atletico però non deve ingannare perché gli atletisti hanno disputato una buona prima parte di gara, per poi crollare nella ripresa. Il cammino in campionato della squadra di Calvaruso procede spedito, con una chimica e un'intesa ormai sempre più consolidata nel gruppo. Non c'è tempo però di godersi questo successo, perché mercoledì si torna già in campo. I rosso-giallo-blu infatti faranno visita alla Ionica nel match di ritorno di Coppa Italia. Una sfida molto affascinante con in pari alla qualificazione agli ottavi di finale. Si ripartirà dallo 0-0 dell'andata.